Tu da artista che hai vissuto i migliori anni di questa musica, come pensi si stia evolvendo? Pensi che ci siano dei momenti belli? Pensi che ci sia crisi nel settore? Pensi che ci saranno dei modi per migliorare ancora di più? Ma io credo che la musica Napoli è la capitale della musica, l'ho sempre detto. Come capitale della musica è grande mercato e come si rispetta in ogni mercato ci trovi di tutto, di bello, però l'importante è che c'è mercato. Fortunati noi che viviamo in una città dove c'è questo tipo di mercato di musica, perché Napoli vive di musica più di altre città. Infatti. Sì, niente, per quanto riguarda l'innovazione, credo che ci sia l'innovazione anche nella nuova generazione, c'è una voglia di voler crescere, perché non guardiamo solo, perché Napoli è bella vasta, se vai a vedere nella nuova generazione ci sono giovani validi, ragazze valide. Devo dire che negli ultimi anni le donne vincono nella nuova generazione. Ritrovo delle cose belle. E invece per quanto riguarda gli uomini, cosa è cambiato dagli anni 90 al 2000? Per quanto riguarda la musica popolare, parliamo della musica popolare napoletana, la nostra, è cambiato che si sta guardando un po' a questa parte, un po' più il look che la musica, hai capito? Infatti. Si guarda più la parte esteriore, non si va a guardare un po' dentro quello che è, insomma, questa bella cosa, quest'arte che è la musica. Io la adoro, allora perciò mi trovi a parlare così. Certo, qui con noi guardo anche la parte esteriore, assolutamente, perché io sono Franco Ricciardi da quando mi sveglio. E infatti, e poi hai avuto sempre un look particolare. No, è un fatto di passione. Io adoro musica, moda, perché poi moda e musica viaggiano, io credo che viaggiano sullo stesso binario. Certo. Perché ci somigliamo, abbiamo l'arte di inventare. Franco, qui con noi abbiamo anche Antonio D'Addio, direttore di Chouet. Grande Antonio. Ciao Franco. Chouet, che bello parlare anche di Chouet, perché c'è stato un momento di fermo, inteso che si sono ibernati. Adesso siamo tornati e la nuova versione ti piace? Bello, molto, ma poi diciamo che come piace io Vabbè, ma ti è piaciuta pure la copertina dedicata a te, no? Qualche numero fa? È molto bella la copertina dedicata, poi io sempre mi ritrovo sì. a volte su copertina, adesso però è bello proprio, io adoro il giornale Chouet. Franco, però io adesso ho due curiosità per l'argomento di stasera. Sì. Uno è, visto che tu mantieni proprio con immutato successo da oltre 20 anni proprio la scena non soltanto napoletana ma proprio nazionale e anche internazionale, perché tu sei stato spesso a vari festival anche oltre Italia, quindi volevo sapere un po' da te in questi anni se il pubblico, le fan sono cambiate, se sono cambiate in che modo, e poi volevo che tu dessi un consiglio ai nuovi cantanti che si propongono proprio su cosa devono puntare. Allora io dico, il pubblico è cambiato, giustamente è cambiato perché cambiano le generazioni, un nuovo pubblico. Io fortunatamente lo vivo a 360 gradi, inteso che io vivo i giovani partendo da 6 anni veramente agli ottantenni. E niente, c'è un cambio, però inteso proprio un cambio come cambia la generazione normale, però la cosa bella è che ferma la passione per la musica napoletana, perché non tutte, come dicevo prima, non tutte le città si possono permettere di avere una musica propria. Noi ce l'abbiamo e abbiamo pure questa grande cultura di amarla. Ed è bello, insomma, io sono del parere che siamo super fortunati. Poi per quanto riguarda i giovani, il consiglio dei giovani che io do, se veramente piace quest'arte e crederci fortemente e curare i testi, curare le musiche, crederci e guardare più, avere più gli occhi a 360, a guardare non solo in un settore ma guardare un po' ovunque, perché la musica napoletana è di grande rispetto. Io per me la musica napoletana la ritengo in the world, insomma, capito? Allora così dovrebbe essere trattata, come la trattano, capito, in Germania, in Inghilterra, in America, così la stessa cosa
la musica napoletana, deve essere trattata come un prodotto internazionale, perché la musica napoletana è internazionale. Franco, allora un annuncio dalla tua voce. Purtroppo chi fa radio, chi fa musica, gli autori, molte volte ci facciamo la guerra uno con gli altri. In realtà siamo tutti quanti qui per la stessa causa, quindi lanciamo un messaggio ai tuoi colleghi, anche a quelli che fanno radio, che magari ci stanno ascoltando in questo momento, perché ricordiamo che siamo tutti quanti qui per valorizzare la musica di Napoli. Ma noi abbiamo, come ho detto, noi abbiamo un grande patrimonio, ragazzi, è fortissimo, se non ce lo difendiamo noi, niente, che credere nella musica, credere e portargli rispetto, portargli grande rispetto alla musica. Ok, grazie Franco Ricciardi per essere intervenuto. Un bacione a tutti, buona estate, colgo l'occasione per augurare una grande estate, venitemi a trovare in uno dei concerti. Domani, io lunedì sto a Caserta, ho invitato tutta Radio Studio M, mi auguro di vedervi. Bene, sicuramente ci saremo. Grazie Franco Ricciardi.